Amici di Cucina con Emidio, oggi prepariamo un piatto di pasta tipico della Sardegna, le pennette con pomodorini e bottarga. Per realizzare questa ricetta ci servono pochissimi ingredienti: una bottarga fresca, bottarga grattugiata, pomodorini 5, uno spicchio d'aglio, dell'olio extravergine di oliva, prezzemolo, 200 g di pennette e il pepe nero. Per prima cosa iniziamo a mettere l'acqua a bollire. Questo perché nel tempo che metteremo la pasta a cuocere avremo pronto anche il sugo. Peliamo lo spicchio d'aglio, lo dividiamo a metà e lo tagliamo in pezzi piccoli. Priviamolo ovviamente dell'anima. Versiamo all'interno un po' di olio extravergine, circa 2 cucchiai. Togliamo la pelle alla bottarga. Dopo averla pelata in maniera grossolana, non faccio altro che fare dei pezzettini. Lo lasciamo da parte e tagliamo a pezzettini i nostri 5 pomodorini. Fatto questo, accendiamo la fiamma sotto la padella. Utilizziamo una wok. Facciamo attenzione a non far bruciare l'aglio e passato qualche minuto versiamo dentro la bottarga che abbiamo affettato insieme ai pomodorini. Se vogliamo dare un tocco in più a questa pasta alla bottarga, mettiamo proprio pochissime foglioline di timo. Prepariamo un po' di prezzemolo, lo tritiamo perché ci servirà per metterlo sulla pasta e servirlo in tavola. L'acqua sta bollendo, non ci resta che mettere la pasta e rispettare la cottura. Mettiamo a crudo un po' di prezzemolo nella frittura. Aggiungo al sugo un po' di polvere di bottarga. La pasta è pronta, spegniamo e mettiamo nella wok. Gli aggiungiamo 1-2 cucchiai di acqua. Aumentiamo leggermente la fiamma. Aggiungiamo ancora un po' di bottarga, di quella grattugiata, non tanto perché poi a piacere potremo metterla nei piatti. Un po' di pepe grattugiato, un po' di prezzemolo, saltiamo e serviamo nei piatti. Pennette con pomodorini e bottarga della Sardegna. Aggiungiamo un po' di olio a piacere e un altro filo di bottarga. Buon appetito a tutti da Cucina con Emidio.